Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. La stagione calda è arrivato e, come mi diceva mio papà, il caldo aiuta tutto, aiuta le colture, aiuta le persone a stare bene. Infatti noi abbiamo iniziato a sistemare il nostro orto. Siamo un po' in ritardo con la stagione data dalle piogge che si sono presentate nella tarda primavera, però adesso vedremo di recuperare. Infatti oggi sono qua nell'orto, sono venuta a controllare le piante che abbiamo già messo a dimora e sto continuamente aggiungendo altri ortaggi, che saranno quegli ortaggi che noi utilizzeremo via via durante l'estate per la preparazione dei nostri pranzi. Ovvio che il nostro orto sempre non può soddisfare le richieste della cucina, per cui, così come lo prevede la legge dell'agriturismo, noi ci affidiamo a dei colleghi che sono qua in zona e ci possono fornire quelle verdure di cui noi abbiamo bisogno quando il nostro orto non riesce a soddisfare le necessità. In questo periodo infatti noi già stiamo preparando piatti estivi con le prime zucchine della stagione, con le prime melanzane. Non ci sono ancora nella nostra zona i pomodori, quindi i menù sono fatti esclusivamente con prodotti locali e con prodotti dettati dalla stagionalità. In questo periodo infatti, oltre alle carni di pollame, stiamo utilizzando, come dicevo prima, le verdure di stagione. A concludere sempre le nostre preparazioni ci sono i dolci, che in questo periodo sono il tiramisù oppure sono a gran richiesta la millefoglio e il salame di cioccolato. Se siete curiosi di venire a assaggiare le mie preparazioni e di trascorrere con noi il tempo di qualche pranzo, io vi invito a venirci a trovare e lo potete fare sempre con la solita modalità, quindi prenotando il vostro tavolo attraverso i contatti che troverete, e scusate se mi ripeto, tra le pagine del nostro sito o tra le pagine social dove noi siamo presenti. Per il momento io continuo e vi posso assicurare che l'attività legata alla terra è anche un'attività molto rilassante. Ciao!